News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Grazie a un finanziamento di 10 milioni di euro con risorse FSC 2021-2027, mettiamo in campo un piano concreto e articolato di riqualificazione e potenziamento infrastrutturale lungo la linea ferroviaria Adria-Mestre. Le stazioni interessate dai lavori lungo l'Adria-Mestre saranno Cavarzere, Cona, Campagna Lupia, Mira, Dolo e Piove di Sacco. Questi interventi si inseriscono in un piano più ampio che comprende anche l'elettrificazione e l'ammodernamento dell'intera linea, con l'obiettivo di portare l'infrastruttura ferroviaria agli standard più elevati in termini di sicurezza, efficienza e qualità del servizio per cittadini e pendolari. L'ha detto la vicepresidente del Veneto e assessore alle infrastrutture e trasporti Elisa De Berti, con riferimento all'approvazione da parte della Giunta dello schema di disciplinare tra Regione del Veneto e Infrastrutture Venete per la realizzazione degli interventi lungo la linea ferroviaria Adria-Mestre. Passiamo al meteo. L'elevata temperatura e umidità che da giorni interessano il nostro territorio fanno sì che a partire dalla giornata di oggi, venerdì 27 giugno, si verificano le condizioni climatiche caratteristiche dell'ondata di calore, come previsto dal bollettino quotidiano emesso da ARPAV, Agenzia Regionale Protezione Ambiente Veneto, e dall'allarme climatico emesso dalla Regione Veneto. Il caldo persistente e un'elevata umidità possono causare situazioni di disagio fisico di diversa gravità, fino a mettere a rischio la salute delle persone più vulnerabili, come ad esempio anziani, neonati, bambini con meno di 4 anni, persone affette da patologie croniche, persone con disturbi della sfera cognitiva. Ancora cronaca. Proseguono con determinazione i controlli della Polizia Locale di Jesolo sul rispetto del regolamento comunale in materia di commercio e decoro urbano. Nelle scorse 48 ore gli agenti del comando cittadino sono stati impegnati in una massiccia attività in diverse aree della città, con particolare attenzione alla fascia litoranea. Gli agenti hanno effettuato numerosi interventi mirati al rispetto delle norme che regolano il commercio su area pubblica, l'attività degli artisti di strada e il decoro delle attività commerciali. Il bilancio è significativo. Alcuni numeri: sono stati sequestrati 773 oggetti tra merce e materiali utilizzati per lo svolgimento di attività non autorizzate. Inoltre sono stati elevati 4 verbali per attività estetica abusiva, nello specifico legati alla pratica di massaggi senza titolo, e 3 verbali alle persone che ne hanno usufruito. A questi si aggiungono 4 provvedimenti di DASPO urbano volti ad allontanare soggetti che svolgevano attività in violazione delle regole. Passiamo allo sport con il basket. L'Umana Reyer a Venezia comunica l'accordo pluriennale con Leonardo Candi, proveniente da Dertona Basket. Nato a Bologna il 30 marzo 1997, Candi, 1,90 m per 86 kg, è un esterno che si distingue per duttilità e tenacia in attacco e difesa. Play guardia, ma può giocare anche come ala piccola. Candi garantisce profondità e varietà tattica nelle rotazioni di coach Neven Spacchia. Solido fisicamente, dotato di buona intensità difensiva, è un esterno di stazza, pronto a dare energie in entrambe le metà campo, le sue prime parole in oro granata. Da avversario ho sempre vissuto la Reyer come una squadra solida, di alto livello, contro la quale non era mai semplice giocare. Ora che ne faccio parte, sono orgoglioso e allo stesso tempo consapevole della responsabilità. Darò tutto con impegno e dedizione per prepararmi al meglio e vivere una stagione importante. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.